Bonfire Night. Bonfire Night è una festa tradizionale dell'Inghilterra, anche conosciuta come la notte di Guy Fawkes. Questa tradizione risale alla congiura delle polveri del 1605, quando il cospiratore inglese Guy Fawkes tentò di far saltare in aria il Parlamento e il re Giacomo I. Nelle cantine del Parlamento c'erano 36 barili di polvere da sparo pronti ad esplodere e che dovevano essere accesi proprio dal cospiratore inglese, solo che la polizia trovò i barili prima che scoppiassero e le persone coinvolte furono catturate e poi uccise. Il re, per celebrare lo scampato pericolo, ordinò al popolo inglese di accendere un grande falò la notte del 5 novembre, dove venne bruciata la figura di Guy Fawkes. Tutta la Gran Bretagna, perciò, si prepara ad accendere i fuochi d'artificio e i falò con un pupazzo fatto di vecchi vestiti e carta da giornale. Si dice che il più grande evento sia quello della città di Edenbridge, che infatti detiene il record del pupazzo più grande, quasi 9 metri andate a fuoco. Durante questa festività di solito si mangiano patate al forno ripiene di burro e formaggio. I più piccoli invece si accontentano dei candy, caramelle alla mela oppure un dolce tradizionale, ovvero la parkin, una torta soffice fatta di farina d'avena e melassa nera.